Un risparmio di 2 milioni di euro per le sezioni cardiologiche di San Donà e Portogruaro, potenziare i servizi alle utenze e portare i cittadini a curarsi nelle realtà locali. Queste le prerogative dell'ULSS 10 del Veneto Orientale. Un risparmio di 2 milioni di euro da parte dell'ULSS 10 del Veneto Orientale grazie alla riorganizzazione delle sezioni cardiologiche di San Donà di Piave e Portogruaro. Era stato riscontrato nell'anno 2009 che i cittadini preferissero migrare e rivolgersi altrove per curare i propri disturbi, anziché usufruire degli ospedali presenti nella realtà locale. Per questo la direzione nello stesso anno aveva incaricato Sebastiano Danna e Francesco Di Pede, direttori di dipartimenti di medicina specialistica e cardiologia, di riorganizzare completamente le sezioni di cardiologia della zona, invitando in questo modo i cittadini a usufruire del servizio sanitario locale e potenziando i servizi agli utenti. Ne è seguita la realizzazione di 2 aree specifiche cardiologiche per gli ospedali di San Donà e Portogruaro, organizzate come facenti parte di un'unica struttura, divise in sezione relativa agli interventi, diretta dal dottor Francesco Di Pede, e quella relativa alla riabilitazione post-operazione, affidata invece al dottor Sebastiano Danna. Dopo un paio d'anni dalla riorganizzazione del settore cardiologico di San Donà e Portogruaro, si sono scoperti i risultati della stessa, ovvero i residenti in cura negli ospedali locali sono notevolmente aumentati, come anche le prestazioni ad elevato contenuto tecnologico offerte dalle strutture, con un risparmio di 2 milioni di euro che serviranno a potenziare ancora di più le offerte a cura dei pazienti.